per noi era molto importante partire bene quest'anno per continuare insomma, sulla scia di quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo ottenuto un risultato importantissimo. Avevamo nella memoria fresca ancora la retrocessione di 2 anni fa e quindi sappiamo che è importante da subito partire bene e fare punti importanti. Siamo solo all'inizio, continuiamo ad impegnarci, a dare il massimo, continueremo a conoscerci meglio e poi si vedrà insomma. Sì, diciamo che la società aveva le idee chiare a fine della scorsa stagione, sapeva che dovevamo ringiovanire un po' la rosa perché i ritmi in Serie A sono molto più alti piuttosto che in A2. Hanno fatto dei buoni innesti, secondo me abbiamo inserito tutti i ragazzi molto validi che chiaramente hanno bisogno di tempo per amalgamarsi con gli altri e per adattarsi alla categoria. Siamo, credo, tutti molto ottimisti, soprattutto viste le prime 2 uscite, ma come ho detto dobbiamo continuare a lavorare, a impegnarci, a conoscerci, divertendosi e poi si vedrà, andremo avanti e la classifica e il tempo ci detteranno insomma i prossimi obiettivi.